dolciaria natalizia napoletana è indissolubilmente legata alla storia della città. Mustacciuoli, roccocò, susamielli hanno origini molto antiche, nascevano nelle cucine delle monache in luoghi come questo, nei conventi affacciati sul golfo. Gli struffoli, invece, i più antichi di tutti, arrivarono, pensate, dal mare, 2700 anni fa. Gli struffoli giunsero a Napoli con i greci. Questa colonia di greci che viene giù da Cuma, arriva al golfo di Napoli, crea il primo insediamento abitativo di Partenope. La leggenda vuole che friggessero tutto. In particolare friggevano gli strogolos, queste palline di acqua e frumento che poi venivano farcite col miele. Siamo evidentemente davanti ai progenitori dei moderni struffoli. Ciro, eccoli i dolci del Natale, vero? A Napoli la tradizione natalizia dei dolci è una cosa particolare perché abbiamo del Settecento il raffiola alla cassata del convento di Santa Chiara, poi abbiamo gli struffoli, il roccocò, il mustacciuolo, la grande pastiera, la cassata, la pasta reale, la pasta di mandorla. Ma questi qui, la pasta reale, è napoletana o siciliana? La pasta reale facciamo che è il regno delle due Sicilie. Non si sa se è napoletano o è siciliano. E i dolci natalizi non mancano neanche nel presepe. No, nel presepe c'è tutto, dalla pastiera al panettone, dai raffioli a cassata al babà, per tutti i gusti, dal nord al sud.